spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Universal. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte-Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Universal. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it.
la nostra pagina Facebook, Sea TV, oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Briano tutti ne siamo stanchi già. Sacci non grido di uno si sape come è creata tu così. Passa e qui invece con è andata a mare famiglia, ma come si fa? A come vuole Dio, ma quando non c'è solo troppo oscurità, caccia a pensare Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. E stanotte che triste che non può passare, io ti sento vicino ma tu non sei qua. Oramai i pensieri si fissano come un'abitudine. Un messaggio per dirmi è finito oramai, tra di noi non c'è più sintonia, li capire. Ho provato ma ormai questo cuore si trova in un video. Si può pure parlare, si può, tutto si può aggiustare. Mentre tu pensi, che so che è più scura, tu pensi, se vede che la luna che dopo lo moso tra soli in cuore, è più scura su cielo e stanno la cosa. Mentre tu pensi, pensi pure creatura. Sta fuori città, ma presto ritorna, ma non ti accusi che tu pensi. Quando provo a chiamarti, che fredda che sei, due parole stendate, quando parla la tua voce la sento distante da me, cerco solo un perché ma non ti trovo dov'è. E che scuro su cielo stanno da cosa. Penso pure creature, c'è con il suo papà e che bugie sta fuori città, ma presto ritorna ma non ne ha così che la bene d'essere di più scuro con mille pensieri non sa che come va. Lo so forse ti ho trascurata, ma adesso ho capito il mio ruolo. Cambiano insieme vero, non si incontrano mai. Buonasera, buonasera ed eccoci alla seconda puntata di Io con voi. Abbiamo fatto ascoltare il nuovo singolo, è uscito oggi alle 12:15, credo. È già su YouTube, già state iniziando a visualizzare. Niente, un brano che io ci tengo molto, un brano molto bello, un brano commerciale alla fine, perché questo è quello che vogliono le persone vogliono sentire il ritmo e anche la storia. La storia è una storia molto bella, già è sentita questa storia, non è una novità. Però io sono del parere che le belle storie d'amore dove si soffre sono quelle più sentite, perché le persone si possono rispecchiare in questo tipo di storie. Niente, io vorrei fare dei saluti
subito all'inizio, così li ricordo, perché poi non vorrei dimenticare nessuno, perché non sarebbe una cosa corretta. Voglio salutare tutta la famiglia Lopresti, mio compare Luca e Alessandro, un bacione al fratello Dario, alla zia Giovanna, mia comare Rita, insomma tutta la splendida famiglia Lopresti. Poi voglio salutare mio compare Giuseppe Privitera, che è lui uno dei miei sponsor che mi accompagna in tutte le puntate, tutte le situazioni. Ok, c'è stato un momento che io perfetto, perché non sentivo, mi è venuto il panico. Allora, niente, regia, al solito tu, se ci sono delle telefonate, se ci sono delle situazioni, mi fai sapere. Telefonata. Il telefono c'è. Perfetto. Il numero di questa puntata ce l'abbiamo in sovraimpressione, 375 53 33 420. Sono stato bravo, vero? Aspetta, Sovotoviru. È una cosa normale. Niente, devo guardare anche lì. Niente, saluto il mio gruppo che ancora una volta stasera è con me, lo sarà per 10 puntate. Poi verso la fine della puntata vi dirò che c'è una bella novità, perché stiamo organizzando un pranzo spettacolo e sarà domenica 12 dicembre, poi però con il primo ospite che verrà, perché lui sarà in questa avventura insieme a me, diremo tutte le situazioni e poi ogni puntata partiremo con questa pubblicità per questa serata. Niente, io vorrei partire col primo brano insieme alla mia band, un brano molto bello, un brano molto richiesto del mio repertorio, inciso nel 2011, dal titolo Sciopero d'amore. La donna ti fa male, la donna è come il sale sulla ferita che hai dentro il cuore. La donna ti dà amore, la donna poi ti ama, ti dà un lietto, ti regalo bene. Ma se la fa arrabbiare poi ti giura, poi ti faccia stringere cosce di uno sciopero d'amore. E se lui cerca scusa e fai la parte dello stronzo ti perdona, con un bacio che dai pure vedi. E come te nel letto questa sera guarda me che un occhio malizioso cerca te, nascosta nel tuo orgoglio che ti fa fare più bella ancora. Nello sciopero d'amore non ti ricordo che io. Dimmi che donna sei che tu. Amica e poi nemica, ti compra e poi ti vende, capo te gira e ti fa sempre fessa. La donna ti trascura, ti scorda e poi ti chiama e ti fa scema con 1000 parole. Si fa tanto appuntamento, una serata nera, non sarà per il punto una camisa. E se le cerco scusa e poi continui a fare lo stronzo ti perdona, con un bacio che dai pure vedi. E come te nel letto questa sera guarda a me che con l'occhio malizioso cerca te, nascosta nel tuo orgoglio che ti fa fare più bella ancora. E lo sciopero d'amore non ti ricordo più. Dimmi che donna sei tu. E lo sciopero d'amore non
Poi, regia, tu ridi, io mi diverto. Io mi diverto perché se non ci fosse divertimento, la musica che cos'è senza divertimento? Quindi bravo, bravissimo. Allora, niente, abbiamo fatto questo primo brano, Sciopero d'amore, poi durante la puntata torneremo di nuovo sul singolo, perché vediamo, lo facciamo alla fine, comunque diventerà sigla finale per il momento di tutte le trasmissioni. Mi raccomando, condividiamo questo singolo in massa. Il titolo: Un cuore al bivio, un cuore che non sa cosa fare. Quando alle volte noi uomini facciamo qualche errore, facciamo qualche sbaglio e la donna decide di farcela pagare, ci sono delle cose che non si possono sistemare, ci sono delle cose che possiamo sistemare. Allora, regia, tutto a posto, hai sistemato le telecamere, tutto ok? Niente, poi volevo dire per quanto riguarda i contatti per Marco Fabiani. Allora, praticamente io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente su TikTok, praticamente sono molto social, però social che io lancio solo i miei messaggi musicali, metto i brani, è difficile che faccio dirette e cose varie, però tutte le novità musicali le troverete tutte quante, quindi per eventi, feste, eventi live, la qualunque cosa, potrete direttamente contattarmi tramite messaggio privato, tramite Messenger, Facebook, mi potete contattare, Sì, mi potete contattarmi anche tramite la SEA Musica, non vi preoccupate, non me lo fanno il pacco che possibilmente vi consigliano un altro artista, tranquillo, vi danno il mio numero e potete contattarmi, tanto io faccio parte dell'immensa famiglia SEA Musica, che saluto la SEA Musica, Franco Volta, Salvo La Rosa, Mario Patania, che mi hanno dato sempre il benestare di fare tutte le situazioni, mi hanno dato sempre una mano. Anche lì alla regia, Salvo, Stefano, veramente una grandissima famiglia. Poi voglio fare un ringraziamento immenso per questo brano a quello che io chiamo il mio tutto, Giuseppe Santonocito. Siamo stati per questo brano quello che io non me ne voglia nessuno, quello che io considero il numero uno in assoluto per quanto riguarda il suo campo. Siamo stati praticamente insieme dalle 4:30 di pomeriggio per fare questo brano fino alle 11 di sera, abbiamo fatto l'arrangiamento, insomma è stato un brano fatto in una settimana, abbiamo fatto tutto, brano, videoclip e tutto. Allora io direi regia, di chiamare il primo ospite. Allora, lui è un carissimo amico mio, abbiamo condiviso insieme tantissime serate, tantissime cose. Chiamano e chiudono. Chiamate e non chiudete, no? Perché sennò poi la regia. Allora, io voglio chiamare questo grandissimo amico mio. Stavo dicendo, abbiamo condiviso insieme tantissimi impegni, tantissime serate, una persona veramente ad hoc, una persona di una serietà immensa e soprattutto un bravo cantante con una bellissima voce. Ecco a voi Angelo Gemellaro. Grazie, Angelo. buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Come stai, Angelo? Tutto bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Allora, io stavo dicendo prima, ho voluto dirlo insieme a te. Allora, domenica 12 dicembre, pranzo spettacolo presso il ristorante Antico Borgo, credo che si chiama, Contrada Scalilli, vicino Paternò. Ci saremo io, Angelo Gemellaro, Angelo Sciurello, Benny e poi chiuderà la serata il grandissimo Corrado. Quindi ci sarà una serata veramente molto bella, poi daremo praticamente, parliamo con la regia se possiamo fare uno spottino che mandiamo per la puntata, vediamo se possiamo avere Corrado qui una settimana prima per fare la pubblicità con tutti quelli che saremo della serata. Adesso parliamo di te, Angelo. Allora, che brani mi fai ascoltare stasera con la tua bella voce? Allora, un brano di Gianni Vezzosi. Sì, salutiamo Gianni. Salutiamo il grande maestro. E un brano di Nico Desiderio, Crescerà. Ok. Un altro grande Ok, io ti faccio un grande... È la prima televisione che tu hai oppure già Sì, ci no, sei no. stato? No, la prima. Ah, quindi per televisioni parlando ti sto battezzando io, giusto? Il mio padrino. Allora. Ok, vai Angelo, in bocca al lupo, dai. Adesso fermo lì.
guardano vivere questo qua, non riesco a respirare se tu stai male. Ma che serve quando ancora poco durare? Sto orgoglio che ci fa sempre sbagliare. Sto impazzendo ma che posso fare? Quest'amore che mi fa sciatare. Volesse fermo tempo quando sto con te, perché in sta vita niente prima di te, asciutto di che sto e la stregno con me. Sto sbagliando ma che sbaglia a fare, si può tornare sempre a cercare. Sono gocciolosi l'aria che ti fa respirare e chi lo so scegliente che ti può sfiorare. Io vedo che l'amore trase senza darvi che sa, l'amore non è da. Oggi sto in vita con te, non posso mai accettare che c'è sta nave. Ogni momento ti volessi accarezzare, ma non ti voglio spavare e rapidare. Sto impazzendo ma che posso fare? Quest'amore che mi fa sciatare. E se fermo tempo quando sto con te, perché in sta vita niente prima di te, asciutto di che sto te, e la stregna con me. Sto sbagliando ma che sbaglia a fare? Quest'amore che mi fa sciatare. Gocciolo c'è l'aria che ti fa respirare e chi lo so c'è il vento che ti può sfiorare. Io vedo che l'amore trase senza t'abilità, l'amore non ha età, l'amore non ha età. Può tornare sempre a cercare. Sono che geloso è l'aria, ma che ci posso fare? L'amore vero esiste e nessuno può mai spezzare, nessuno può mai spezzare. L'amore non è da. Grazie. Grazie a tutti quanti. Volevo ringraziare tutti, la Sia Musica, Marco Fabiani e niente, che dire. Io Facciamo io. Facciamo l'altro brano. Aspetta un attimo, aspetta, io volevo dire una cosa. Infatti stavo cercando te. No, ti spiego perché dobbiamo cambiare la batteria dell'air monitor perché si è scaricata. Vabbè, questo lo facciamo nella pubblicità, non è un problema. Vabbè. Io ti voglio fare veramente i complimenti. Grazie. Sai perché? Perché tu lo fai per divertimento, giusto? E tu praticamente ti trovi in una categoria che non ti dovresti trovare, perché tu lo dovresti fare per lavoro, non lo dovresti fare per divertimento, perché come canti tu, uno che canta come te lo deve fare per lavoro, non lo dovrebbe fare perché canti veramente bene. E questo è un brano. Grazie. Questo è un brano difficile, Questo è un brano abbastanza difficile, non è un brano che può cantare chiunque, è un bel brano questo di Gianni
e non sono tutti che possono cantarlo. Il Ti prossimo cosa mi fai ascoltare? E crescerai. Ah, di Nico Desideri. Di Nico Desideri, sì. Ok, vai. Grazie. In dall'occhio del creatore si ti ferma e guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente che bene, non esiste una creatura, che sono nata malamente, sono cresciuto sfortunato, qualche volta hanno sbagliato, e tutta l'ansia cadrà nel cammino della vita, tu sei pure te tira innanzi, anche se sarà in salita, tutta forza cadrà, nasce sola chi sto bene, figlio mio, e crescerai, andrai lontano da me, ti sposerai, avrai una casa anche tu lavorerai, un mangia fatti per te, e piangerai in amore, se ti innamorerai e crescerai, avrai dei figli anche tu e soffrirai, il tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te, quanta notte non è vita ritornare. In dall'occhio del creatore si ti ferma e guarda buono, su profondo come mio mare, su più belle che sto cielo, quando stelle nei manelli, poi cerca una caramella, tu vuoi verisse tutto il mondo, e poi fa sempre contento, e tutta l'ansia cadrà nel cammino della vita, tu sei pure te tira innanzi, anche se sarà in salita, tutta forza cadrà, nasce sola chi sto bene, figlio mio, e crescerai, andrai lontano da me, ti sposerai, avrai una casa anche tu lavorerai, un mangia fatti per te, e piangerai in amore, se ti innamorerai e crescerai, avrai dei figli anche tu e soffrirai, il tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te, quando la notte non è vita ritornare. E piangerai in amore, se ti innamorerai e crescerai, avrai dei figli anche tu e soffrirai, il tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te, quando la notte non è vita ritornare. Grazie, grazie. Ci sono, eccomi qua. Ed era Crescerai di Nico Desideri. Ed Angelo, io ti faccio i miei complimenti, veramente bravissimo. Noi in questi giorni ci dobbiamo sentire molto spesso per organizzare questa bella serata, per far sì che questa serata venga veramente organizzata come sempre abbiamo fatto C'è noi. tanto lavoro da fare. dietro. C'è tanto lavoro da fare. Dietro Io ti ogni ringrazio, questa Ringrazio te. è casa tua. Qualunque Grazie. momento tu vuoi Grazie. venire, casa mia è casa tua. Grazie a te Va e a bene? tutti voi, grazie. Va bene, ti ringrazio, bello. Ti Ciao a saluto. tutti. Ciao, Angelo Gemellaro. Allora, pubblicità, abbiamo la pubblicità? Va bene, noi ci vediamo dopo. Pubblicità. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni con svariati colori, dai design
design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termoparete a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Universal. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083, perché da noi la tua pubblicità funziona.
Se una voce che allucca in correre piccole che sta città, gente che ormai sta perdendo la speranza che a certo potesse cagnare. Ormai si fa sta fatica per mettere un piatto per poter mangiare, ma si parla a me queste cose ci accusano che ci stiamo a lamentare. Chissà se mi si fa strada e capito che la frutta può venire già, chi tiene pronto un furgone e se viene rottama per poter campare. Però va leggersi cosa appartengono solo all'illegalità. Polizia che sono io non si cupo, niente ci può mangiare. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, non è stato che non tenente cancia ma. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, priano tutti noi stiamo sanguiggiando. Usaccio non credo di uno si sa come non è creata così. Casa e qui invece con a campare la famiglia, ma come si fa? Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, ma quando non c'è solo troppo scuro caccia a pensare a Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. Ma quando si magazzina con questa crisi si sono chiusi già. Chi spende tanto e chi niente, ma legge la vita non si può cagnare. Mancano finanziamento, oramai un miraggio non può accettare. E chiamano i protestati che senza fatica non voglio pavare. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, non è stato che non tenente cancia ma. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, priano tutti noi stiamo sanguiggiando. Un sacco non credo di uno si sa come non è creata così. Casa e qui invece con a campare la famiglia, ma come si fa? Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, ma quando non è più solo troppo scuro caccia a pensare a Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, ma come viene bene, ma come vuole Dio, come viene bene, ma come vuole regia, io non ho il basso nel monitor. Vediamo un po'. Non ce l'ho completamente. Vediamo. Sistemiamo. No, nel monitor non c'è. Vediamo tu con la chitarra. Tu un po' ci sei. Regia, sistemiamo questo. Vediamo, suona. Ecco fatto, ce l'abbiamo. Niente, abbiamo fatto questo brano come vuole Dio, perché negli ultimi tempi questo brano è stato rivalutato. È stato rivalutato perché alla fine è la vera situazione che viviamo ogni giorno, è lo stesso problema sociale che praticamente viviamo sempre. E poi con questo brano c'è una bella sorpresa che per il momento non voglio svelare nulla. Però con questo brano nascerà una cosa abbastanza bella, una cosa molto interessante e devo dire una cosa che mi ha gratificato molto di quello che è nato con questo brano. Allora, regia, cosa mi dici? Regia, telefonata? Pronto? 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 Buonasera, con chi Pronto? parlo? Sono Barbero, Orazio. Marco Barbero. Tony! Allora, Complimenti. grazie Tony, grazie. Allora ve lo dico io, Barbera doveva essere con me in queste puntate, sicuramente in qualche puntata sarà qui con me perché me l'ha promesso, perché per il momento ci sono delle situazioni, però lui mi ha promesso che in qualche puntata sarà qui con me. Vedi che me l'hai promesso, non puoi dire Sì, di ma no. io ho chiamato per farti i complimenti al terzo gruppo, ma Grazie. Però aspetta, tu intanto noi saremo insieme il 12 perché la serata me la presenti tu, giusto? sì. E poi mi devi promettere qui davanti al pubblico che almeno in una puntata sarai qui e canterai insieme a me una canzone. Questo me lo devi Quante puntate sono promettere. rimaste? Vediamo se c'è. Ancora ce ne sono altre 8, questa è la seconda.
Quindi il tempo ce l'ha. All'altra volta. Però mi devi fare... Allora, Vediamo se possiamo fare le ultime due. no, mi devi fare una promessa qui davanti a Francesco, davanti a Maurizio che tu conosci benissimo, davanti ai miei figli. Prima del 12 dicembre devi venire. Va bene? Allora, prendi l'appunto, puoi incominciare a prendere l'appunto. Va bene, Prima del d'accordo. 12 sarò qua. Va bene, va bene. Una puntata ti voglio qui con me. Va bene? Va bene. Ti voglio Ciao, bene, Tony. complimenti. Ti voglio bene. Ciao, ciao. Ciao, Un saluto ciao, a te e a tutta la tua ciao. famiglia. Grazie. Tony Barbera è una persona che io voglio bene. Doveva essere qui per quanto riguarda queste puntate, ma io gliel'ho detto all'ultimo. Lui ha dei problemi, praticamente ha non dei problemi, degli impegni suoi che aveva già preso prima. Quindi mi ha detto per il momento non si può fare. Quindi la sto facendo da solo, credo che me la sto cavando abbastanza bene, già per una persona un po' timida come me. Starmi qui un'ora e mezzo. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, volevo fare i complimenti sia a lei sia al mio figlio. Sono la mamma di Angelo Gemellari. Oh signora, buonasera, grazie dei complimenti signora. Suo figlio canta Complimenti veramente per bene il suo signora. programma. Grazie signora, grazie, gentilissima, molto gentile. Stavo dicendo suo figlio canta veramente bene, ha una bella voce veramente signora. La ringrazio. No, non è dovere signora, è la verità, non è una sviolinata, è la verità. Vi saluto tutti, un bacio, Ok. buon proseguimento. Ok, buonasera Siete signora, grandi, grazie. buonasera. Grazie signora, grazie. Regia, cosa abbiamo? Tutto ok? Tu mi fai cenno se c'è qualcosa che va male e cose varie. Allora, io direi di fare un altro brano, ragazzi. Io voglio fare un brano che io ci tengo tanto a questo brano. Dice, ma perché ci tieni tanto? Perché nell'epoca che è uscito questo brano, a casa mia è arrivata un ospite e oggi è diventata praticamente la padrona di casa, non è un ospite. Praticamente io ho messo alla mia cagnolina, che voglio bene veramente una cosa smisurata, l'ho chiamata proprio col nome di questa canzone, si chiama Bella, e regia tu ridi, è praticamente una Yorkshire incrociata praticamente con il pincher. Mi ha rubato l'anima, mi ha rubato il cuore questa qua, è praticamente l'unico, non posso dire una persona, è un animale, l'unico essere vivente che mi può fare quello che vuole e io non gli dico nulla, perché proprio è una cosa eccezionale. Questo telefonata. Pronto? Pronto? Arriviamo con ritardo. Pronto? Con chi parlo? Buonasera, sono Dario Lopresti. Ehi, Dariuccio, ciao bello, come va? Vabbè, sto a posto. Tutto a posto, tutto ok. Ti faccio complimenti per il nuovo brano che mi hai mandato oggi su WhatsApp. Sì, grazie, bello, grazie. Salutami Ciccio che lo vedo lì, sempre giovane. Ti saluta anche lui, ti saluta anche lui. Dariuccio, È che un brano bacio ti dei figli. dedico? È a nostro fratello lì che è presente qui. Ok, che brano ti dedico? Fai tu, dedicami un brano a me, ai miei fratelli. Va Che bene, ti mandano un bacio. va bene, faccio io. Vabbè, la prossima puntata c'è Francesco qui con me, lo sai, no? Sì, me l'ha Sì, detto Gianluca. la prossima puntata ci sarà Francesco Lopresti qui con me che farà la puntata e sono molto 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 felice di accoglierlo qui nel mio programma. Va bene Dario, ora ti faccio un brano, lo dedico a te, a Luca, Alessandro e a tutta la tua splendida famiglia. Ok, carissimo, Va bene. per mandare un bacio a tutti i miei amici, chi mi conosce, non risparmiando nessuno, ok? Ok, bello, ok. Un abbraccio, Un abbraccio, ciao bello, un bacione. Ciao. Allora, abbiamo altre telefonate, regia? Ah, mi conviene. No, diamo anche spazio al pubblico. Se il pubblico chiama, diamo spazio al pubblico. Allora, facciamo questo brano che avevo annunciato dal titolo Bella. Vai ragazzi. Vai ragazzi.
innamorato e che non sa che fa, mi son grippato e non mi posso cagnare. Tutto un caso con te, ti ho incontrato in me, che è successo una guerra con te. Quando ti vedo non mi sa spiegare, che sensazione che io non so parlare. L'occhio tu quell'occhio mio, che si incontra nei cuori, s'appiccia non sa su tu coglione. Bella, tu sei un fuoco che brucia da me, il preghivo ti sento con te. Quando tu dalla moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con le scarpe della Jocelyn, con gli canali della Gucci e poi le magliette di Dolce & Gabbana, ti fai ricordare una storia che non va. E quando posti tutti i video a TikTok, con i tuoi trend giuro mi fai impurire. Le tue tute di poi, ma che schianto che sei, sono pazzo di giuro di che te. Bella, tu sei un fuoco che bruci da me, mille preghivo ti sento perché. Quando tutta la moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con le scarpe della Jocelyn, con gli occhiali della Gucci e poi le magliette di Dolce & Gabbana, ti fa ricordare una storia di tempo fa, 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 una storia di tempo fa. Ed era bella questo brano uscito, questo è stato un brano uscito, regia, questo è uscito periodo lockdown. Questo è uscito credo 2019, sì, mi ricordo perché all'epoca quello che ha fatto il video, il mio carissimo amico Salvo Celestiano, sapevi che io saluto, e l'abbiamo dovuto fare, sai i video che si fanno con lo schermo dietro, perché non si potevano fare le riprese, non si poteva uscire, un periodo molto brutto, e infatti io mi sono vaccinato per non passare più questo periodo, perché io parto dal presupposto che ho paura del vaccino, però ho molta più paura di rimanere chiuso senza poter andare in nessun posto, praticamente un carcere gratuito, perché quello era un carcere gratuito che ci hanno fatto fare. E niente, è uscito questo brano che è andato molto bene, veramente. Allora, adesso io voglio fare, subito dopo di questo brano, un brano che appunto voglio dedicare al mio carissimo amico che mi ha chiamato prima, Dario Lopresti, a mio compare e fratello Luca Lopresti, ad Alessandro Lopresti. Il brano è Sì regia, io sono 27 anni che le regie mi fanno segnale quale telecamera devo seguire, io da lì sembra una panna, quindi è così, capisci? Ok. Mi vanno gli occhi sempre in un posto. Allora, cosa è successo, Francesco? Il fumo. Ah, ho capito. Allora, io vorrei fare adesso un brano e poi volevo chiamare l'altro ospite, che praticamente lui è tipo un ospite fisso nei miei programmi. Lui è l'unico artista che può venire quando vuole, non c'è bisogno che mi avvisa, sai vengo martedì, vengo l'altro martedì. Lui quando vuole, tanto con la macchina è vicino, viene e qui e si fa i brani senza problemi e senza nulla. Io voglio fare un brano di cui volevo spendere 2 parole su questo brano, perché la trasmissione è mia, regia, la trasmissione è mia, quello che dico è totalmente responsabilità mia, senza nessun problema. Molto spesso negli ultimi tempi si stanno attaccando dei tipi di brani. Allora, le canzoni sociali si sono sempre fatte nella canzone napoletana, come mi piace chiamarla a me, da una vita. Pino Mauro, Omotoscaf, Aspida, Mario Trevi, Scella 17, poi Cereale, pure Nino D'Angelo,
conosciuto come cantante dell'amore, ma nasce con A Storia Mia o Ship. Quindi si sono sempre fatte Mario Merola, Cortiello, insomma tutte queste canzoni così, e non succedeva mai nulla. Adesso negli ultimi tempi, non so per quale motivo, quando uno canta una canzone per così dire sociale, no, non si possono cantare, succede la guerra su TikTok, tutti che ti attaccano, tutti che ti fanno, tutti che ti dicono. Allora il mio pensiero è semplicemente uno, lo dico nella televisione perché è un eco molto più grande. Ma se queste cose non si devono fare, ma per quale motivo fate un sacco di pubblicità che dal giorno 19 novembre inizia Gomorra? Scusatemi, se questi esempi non si devono dare, per quale motivo fate Gomorra? Ma perché con Gomorra che esempio date ai ragazzini? Di diventare magistrati, di diventare architetti, di diventare ingegneri? Che esempio gli date a questi ragazzini con Gomorra, con Squadra Antimafia, con il capo dei capi? Che esempio gli avete dati? Allora lì vi conviene, perché lì si parla di milioni di euro, e allora lì, come si dice a Catania, a me piacciono i proverbi, dab su catacucuzza. Per quanto riguarda le altre situazioni, siccome noi abbiamo un giro che non si può paragonare mai a un giro di Sky, di Gomorra, di Squadra Antimafia, noi abbiamo un giro molto più scarso, quindi a noi ci attaccate, a me vi potete attaccare. Io ho fatto questa canzone dedicata a tutti i ragazzi delle periferie che vivono una situazione molto difficile. Mi è andata bene, ogni volta che la canto quei ragazzi si sentono rappresentati da questa canzone, dal titolo E Guaglione, e io stasera ve la canto. Vai! La mattina si scendono tardi, perché a notte non dormono mai. Si vogliono questa vita moderna, dei quartieri di tutte le città, con l'amici per tutte le locali. Non speri che lo si sa che è normale, per quartieri un po' pomodorino, ne si accarrecendo e si va. I vestiti firmati alla moda, di paciotti, cavalli e di gighi, con le scarpe firmate del Logan. Sti maglioni sono fatta così, guaglione sti quartieri sono guaglione notte, pensano a San Cristoforo pure all'Ebrino, pettindevi che stretto per strada d'Ozzenno, pure per la macchina pure a ballarò, soltanto sti piacere e tutti sti guaglioni, per strade scure corse clandestine, e in coppa notte macchina si curra a mille, canzone dedicata a chi può più vincente. Si vede che innamora, si fanno le storie che e poi ti mancano 18 anni, già fanno papà. Si va giù tutti i sabati in discoteca, si divertono insieme agli amici e si beve qualcosa di troppo, ma pensate che vita qui dà, tanti mamme che aspettano a casa, come girano un po' non dormire, un sorriso che arriva soltanto quando i figli stanno a casa e già. Guaglione sti quartieri sono guaglione notte, per strade San Cristoforo pure all'Ebrino, pettindevi che stretto per strade d'Ozzenno, pure pettina macchina pure a ballarò, soltanto sti piacere e tutti sti guaglioni, pettini strade scure corse clandestine, e in coppa notte manca si curra a mille, canzone dedicata a chi poi più vincente. Si vede che innamorate, si fanno le storie e poi ti mancano 18 anni, già fanno papà. Ma chi sono sti guaglioni?
Bravi ragazzi, bravi veramente. Cos'ha questa canzone? No, ma poi lo sai cos'è? Che adesso hanno imparato, i social sono stati una nuova tecnologia che a noi ci hanno aiutato tanto, dobbiamo dire la verità, perché parla uno che ha fatto la gavetta, quando si uscivano i CD, mi ricordo in questa stanza, la buonanima di Pietro Sant'Onofrio ci telefonava, vedi che devi andare a Palermo, vedi che devi andare a Bari, vedi che devi andare a Napoli, a fare le pubblicità, a fare le radio, ci facevamo un mazzo così per fare conoscere le canzoni e cose varie. Adesso fai una canzone, la metti su YouTube, la guardano, quando ti va male sempre la guardano 15, 20, 25.000 persone e cose varie. È tutto un'altra. Poi con TikTok non ne parliamo, però ogni cosa, la medaglia ha due facce, non ne ha una sola. C'è il rovescio della medaglia. Dice, il rovescio della medaglia cos'è? Che adesso ogni minima cosa che facciamo, i cosiddetti cantanti, come li chiamano loro, neomelodici, un'altra cosa. Io appartengo a quel filone perché sono nato artisticamente nel 1995, ma non mi ci sento. Perché non mi ci sento? Perché se io faccio il conto neomelodico, nuova melodia, allora sì. Ma se neomelodico vuol dire che io sono un ignorante, non so dire due parole, non mi risulta, perché finirci parole assieme, li so dire. Un po' di studi a livello di diploma geometra ci sono arrivato, quindi non mi sento un ignorante, non mi sento uno che non sa parlare, perché nel filone neomelodico loro racchiudono tutto questo e allora io non mi ci sento. Se loro mi dicono che è una nuova melodia va bene, ma neomelodico io, se è quello che rappresentano loro, la definizione che danno loro, non mi ci sento nemmeno io mi offendo se mi dicono così, perché non mi sento di essere un ignorante, non mi sento di essere uno che faccio il trash. E niente, però è così, ne possiamo parlare fino a domani, ormai la situazione è questa qua. Allora regia, dimmi un po' se ci sono delle novità. Vi ricordo cosa ha fatto Carmelo è number one. Allora, vi volevo ricordare il 12 dicembre di domenica ci sarà un pranzo spettacolo presso il ristorante Antico Borgo di Paternò, Scalilli, e praticamente saremo io, Angelo Gemellaro, Angelo Sciurello, Benni, e chiuderà la serata il grande Corrado. Poi domani ci sarà la locandina in tutti i nostri profili Facebook, metteremo il numero di telefono per i biglietti e per le informazioni. Sarà un pranzo spettacolo. Allora, voglio chiamare il prossimo, cosa? Pubblicità. Ah, ci sta un altro attacco di pubblicità. Ok, l'anima del commercio, la pubblicità. A dopo con l'altro ospite. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Se a musica
Produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083, perché da noi la tua pubblicità funziona. Allora, niente, stavamo parlando qua in diretta con la band, il bello della diretta. Allora, adesso, regia, abbiamo qualche telefonata? Perché se c'è qualche telefonata la dobbiamo prendere, spazio. E adesso ci sono pure le zanzare che resistono alla temperatura invernale, lo sai tu? Questi sono problemi tuoi. Povero chi sta a casa con te. Allora, adesso voglio presentare un mio carissimo amico. L'abbiamo presentato la scorsa puntata ed è stata una bella cosa, perché lui ha dedicato una canzone, ha fatto una dedica abbastanza bella veramente, perché lui ha delle bellissime canzoni e stasera ne farà altre due, molto belle, sempre dedicate, molto sentimentale, perché lui è uno che canta solo ed esclusivamente l'amore. Fabio Revis. Fabio. Allora, buonasera. Fabiuccio, buonasera, stasera di giacca. Sì, cambiamo genere. Ah, ho capito. Stasera che mi fai ascoltare? Stasera ascolteremo un po' di vecchi brani come Sitterani. Mamma mia, stupendo questo brano. Un brano nato... Mi sembra che questo brano, che c'è Angelo Gemellaro qui, mi sembra che te l'ha scritto un ragazzo di Paternò. Sì.
Angelo, questo è un brano che io quando l'ho ascoltato, parlo con Angelo Gemellaro perché ancora è qui, infatti saluterà poi alla fine con noi, io gli ho detto Fabio, ma questo, perché il genere è lui, ci ho detto, te l'ha scritto Gianni Vezzosi? No, dice Marco, questo me l'ha scritto, questo è un brano che io amo e non l'ho mai fatto con il gruppo perché il brano è suo e io lo voglio bene. Ma se fosse stato lui un altro artista io l'avrei fatto perché questo brano è qualcosa di bellissimo. Si intitola Se tu era mia. Vuoi fare qualche dedica particolare come l'altro? È piaciuto quello che hai detto l'altra volta, perché hai aperto il tuo cuore e aprire il cuore serve nella vita. Ogni tanto non fa mai male. A chi lo vuoi dedicare? Io lo dedico questo brano a chi alle volte me lo canta, perché ci sono un paio di anni che è uscito questo brano, però c'è chi me lo canta e io lo dedico a chi piace questo brano e soprattutto lo dedico a tutti quanti, a coloro che ci seguono. Ok, va bene Fabio, Se tu era mia. Non sei felice a starci insieme a lui. Io sono ancora innamorato di te, ma non ne capite niente chi sta amore. Ma ti sei pentito e come vuoi tornare. Io sono fidanzata, voglio troppo bene, ma ti porto sempre in tuo cuore mio. Sì, tu, l'ispirazione è sti canzoni mie, che manisce me può cancellare. Tra mia da signora forte intendo di cielo per te pascare fa. Se tra mia non te la stavo sola, ma niente che non perché a fatica. Se tra mia non ti mancava niente, che lo che volevo tu poteva avere. Se tra mia come era nata cosa, tu non soffrivi come soffri mo. Se per mia affrontavamo insieme giorno dopo giorno le difficoltà, insieme a me non ti sentivi sola, io tanto amore ti volevo dare, insieme a te volevo avere un figlio, con tanta gioia ci volevo dare. Se per mia come era nata cosa, ci amavamo per l'eternità. Forse che indietro non si può tornare. Io sono fidanzato, sto come scusa. Lei con me sincero non è come te. Tu sei stata brava a recitare con me. Con lei mi sono rinata e sono tornata a vivere. Lei, l'amore vero la sta potuta. Con te mi sono sentito io davvero male. St'amore sa che non può mai tornare. Se per mia da stringevo forte intendo di cielo per te pascare fa. Se per mia non te la stavo sola, ma niente giornate perché a fatica. Se per mia non ti mancava niente, che lo che volevo tu potevi avere. Se per mia come era nata cosa,
tu non soffrivi come soffriamo, e per la mia affrontavamo insieme giorno dopo giorno le difficoltà, insieme a me non ti sentivi sola, io tanto amore ti volevo dare, insieme a te volevo avere un figlio, che tanta gioia ci volevo dare, sentire a me come una nata cosa. Ci amavamo per l'eternità. Siete la mia da sogno forte. L'indennità c'era. L'indennità c'era per far scappare. Siete la mia, non ti mancava niente. Che lo volevo? Che volevo, tu potevi avere. Allora, questo... E allora? Aspetta un attimo. Questo te lo dico io da autore che senza offesa ho scritto un bel pezzo di storia delle canzoni d'autore. Questa è una bella canzone dove bisogna fare i complimenti all'autore. Questa è veramente bellissima. Ti faccio complimenti, le hai fatti tu le svisate. Praticamente complimenti veramente. Sei stato veramente molto bravo. Allora dimmi una cosa, il prossimo brano come si dice? Ma adesso mi fai ascoltare qualcosa di allegro, no? O sempre lento? Per te. Per te, ma questo è pure un altro brano dedicato, no? Ma quando in amore c'è una cosa del genere, nell'amore ci può anche stare. Ok, va bene. No, mi viene da sorridere perché veramente ci metti l'anima, ci metti veramente l'anima. Questa anche perché questa te l'ho scritta io. Questa te l'ho scritta io ed è venuta veramente... No, mi veniva da ridere perché ho pensato il momento quando l'ho scritta. Perché lui, tutte le canzoni che gli ho fatto io, è stato sempre un cantante che le ha catturate subito, immediatamente e le ha fatte sue. Questa è la cosa più importante. Allora Fabio, per tutti gli amici nostri da casa, per te, vai! Se dicessi quello che facessi per avere con me, sfidarsi il cielo quando è malattia, senza avere paura, e stessa in mezzo a mille lampe e tu, mettessi solo a voce che sta amore, no, non esagero. Se dicessi che per tempo andasse, me le chiude e così, e che sopra fino in paradiso per poter parlare, insieme a Gesù come fa consigliare, e cos'è giusto per te conquistare, perché con te mi immagino una storia davvero unica. Con te io facessi queste cose e ancora tant'altro di più. Facesse ancora sentimenti per te, ma per cercarsi qua ragione con te, mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta perché foto niente, grande amore mio che notte non mi fa dormire.
Morano chiamare tutte sonne si per me. Con il tuo sorriso da bambina un po' viziata, come che sto staio mi piace per te, facessa quel sentimento per te, ma per cazzo coraggio così per me. Se sto con te mi conto tutte le attime, tutte le parole. Ogni momento che sto con te diventa ripetibile. Campano a mezzo a tanta confusione, se proprio stesse cose come me. Se questo amore è pure invadazione, io non ragiono più con te. Facessa quel sentimento per te, ma per cazzo ragione con te, mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta poter fortunare. Grande amore mio, che notte non mi fa dormire, mi raro chiamare tutte sonne se per me. Con il tuo sorriso da bambina un po' viziata, come che sto staio mi piace per te, facessa quel sentimento. Ma per cazzo ma ragione così per me. Sì, così per me. Sia luce, sia sole, sia stella e tutto questo faccia per te. Allora, però io ti voglio fare una domanda. Innanzitutto voglio dire che nella serata di giorno 12 sarai insieme a me, ma questo è scontato. Che tutti quanti lo sanno. Guarda, che, per me mi fa piacere che se perché- faccio una cosa io, tu sei con me. Ma tu non sei con me perché canti, tu non sei con me perché sei un cantante, perché tu sei con me perché sei un carissimo amico mio, dimostrato e approvato. Però ti voglio fare una domanda prima di congedarti e poi salutiamo insieme con Angelo e cose va. Tutte queste canzoni d'amore, ma Fabio Revis in questo momento è una persona innamorata? Ma diciamo che qualcosa bolle in pentola. Ho capito. Ho capito. Allora Fabio, noi ci vediamo dopo, va bene? Allora, alla prossima. Ok. Grazie ancora. Grazie alla regia. A voi Fabio Revis, eccoci qua. Regia. Allora, mancano 10 minuti credo, vero? C'è qualche telefonata? C'è qualcosa? Ok, tutto tranquillo, tutti 10 minuti per me. Allora, io adesso vorrei fare un brano e vi vorrei consigliare col mio gruppo. Francesco, quale brano facciamo? Ah, facciamo Ma Sposo, dedicato a tutte le persone che si vogliono sposare. Ok, facciamo Tu non ti vuoi sposare, regia? Mai dire mai nella vita, non te lo dimenticare mai. Allora, Ma Sposo, per voi, viva l'amore! Certo ti pronto regalo, se avevi questa sera io ce l'aggerà. Ho già comprato le rose, ma pure a pedire, e che fette le va.
Sicuramente sarà emozionata e poi piangerà. La commozione e la gioia che effetto le fa. E parlerà con le amiche, ci dice contenta che va bene a me. Che l'uomo che lei sognava non è che uno sogno, ma è già una realtà. Mi batte il cuore a 3000 se pensa a quel giorno. Quando con te nella chiesa si sposa con me. Io prometto che mi sposo mi porti da chiesa, contento l'invitato all'altare che rosa. Non prete insieme a te che ci unisce per sempre, fin quando morte non ci separi a me e te. E poi in un ristorante ci aspetta la gente, con tutti gli invitati brindiamo contenti. Al grido bacio bacio per noi ci passiamo, il giorno più bello è sta vita con te. Voglio creare una famiglia con te per sta vita. Tu sei la donna perfetta, passa insieme a me, passa insieme a me. Non ci credevo all'amore, una femmina no, non rivedo va. Ma con te state diverse, con te siamo amore no, non scherzo e lo sai. Mi batte il cuore a 3000 se pensa a quel giorno. Quando con te nella chiesa mi so che sposata. Io prometto che mi sposo, mi porti da chiesa, contento l'invitato all'altare per rosso. Non prende insieme a te che ci unisce per sempre, fin quando morte non ci separa e me e te. E poi in un ristorante ci aspetta la gente, con tutti gli invitati brindiamo contenti. Al grido bacio bacio per noi ci facciamo, il giorno più bello è sta vita con te. Voglio creare una famiglia con te per sta vita. Tu sei la donna perfetta, passa insieme a me che passa insieme a me che. Ma sposo, ma sposo. Grande regia, grande regia, grande, vabbè. Ma alla regia abbiamo un grandissimo, alla regia stasera abbiamo un grandissimo fonico e un grandissimo chitarrista. Veramente bravissimi, due grandissimi musicisti, tutti e due. E allora, regia, mancano credo 6 minuti? Allora io vorrei fare una cosa, regia, vediamo se sei d'accordo. Di fare ascoltare il brano nuovo no, perché tanto è sigla finale. Io vorrei fare, Francesco, vorrei fare un brano però più soft, un brano più lento. Che facciamo? Che dici? Faccio io. Ah? Per te. E quale? Per te. Ah, quella sì, però io l'ho scritta io. È stupendo questo brano, lo dovremmo mettere nel repertorio perché è veramente qualcosa di bello questo brano. Si intitola pure Per te, come il brano che ho dato a Fabio. Questa io ve la voglio fare ascoltare a voi, Maurizio. La voglio mettere nel repertorio perché quante volte capita nei matrimoni che il marito ci dice di dedicare un brano alla moglie e molte volte, con tutto il rispetto, facciamo fra i 50 anni. Questa appena finisce la puntata te la faccio ascoltare su YouTube. Ha ragione Salvo, ma questo è un pezzo veramente bellissimo. E tu aspetta, dovrei avere il testo. Vediamo un po'. Credo tu sia più bella parola per me. No. Comunque vi prometto, la prossima volta la imposto con i ragazzi, perché questa è una canzone che si merita
tutto quello che di più si può dare a un artista, perché è veramente stupenda. Però mi ha dato un bel consiglio. La regia sarebbe il mio grande amico. Un attimo, se sono abbassato io prendo i testi, il bello della diretta. Eccolo qua. Allora, questo me lo avvicino. Vi voglio far ascoltare un pezzo di questa canzone che ho intenzione di mettere nel repertorio. L'ho fatta già la prima puntata, però è troppo bella. Però te penso, per voi. Vai. Regia, sai come l'ho scritta questa canzone io? Una giornata stavo accompagnando mia moglie a casa di amici. Molte volte io l'accompagnavo e poi andavo in sala prove a scrivere. Mi sono seduto davanti alla tastiera e non puoi capire quanto pioveva. Ho scritto questa canzone e mi ricordo che Tony Ranno, il giorno che io l'ho incisa, perché prima l'ho incisa io nell'album L'odore del mare, mi ha detto, dice, ma perché quando avete queste canzoni non venite direttamente da me, che possibilmente la mandavamo per avere un eco maggiore? Ci ho detto, la canzone a me piace e la voglio cantare io. Appena è uscito il disco, immediatamente ho dato il disco a Gianni Celeste per ascoltarlo. Mi arriva la telefonata, vedi che il primo brano però te penso lo sto facendo io nell'album nuovo. Ascoltate questo brano, veramente qualcosa di meraviglioso. Fuori come piove, sono solo, guardo un poco la TV. Spengo, non c'è niente che mi piace, devo essere qua con me. Non voglio carta con una penna nera per mi confidare, l'unica compagnia. E forse questa è l'unica canzone che mi fa capire quando mi manco tu. Sottile. Dico sempre al cuore non pensarla che battaglia dentro me. Se me non sono mai imbuttato quel giorno che risate, quando ha saputo che l'amica sua, che lei per me non era soltanto un'amica, ha detto che non mi considerava, non mi ha mai notato e ci sono state male. Per te, per te, per te che però tu pensi, però tu scegli. E ti notte sta canzone mia, stasera io ti vedo ti da fanno così. E tutte sere, anche un istante, ci vuole soltanto un minuto di tempo, passi a casa tua ma non ti vedo mai. Tutti senza pensione stanno sempre chiusi, chissà dove sei tu. Poi ti vedo per Spagna ma tu non mi noti di caccia fa. Se martelli da mente che pure si voglia non posso cacciare. Se una lama nel cuore non c'è stato dottore che mi può curare. Però ti pensi, però ti scegli, tu senti notte questa canzone mia. Stasera io ti vedo in la fantasia. Siete qualcosa di eccezionale, veramente, veramente, veramente. Ok, allora, credo che siamo arrivati al momento della conclusione, giusto? Allora, vorrei avere i miei ospiti qui con me per salutare insieme a me Angelo Gemellaro, alla mia destra Fabiuccio, qua Fabiuccio, qua. Ok, allora, io vi ringrazio per essere stati nel mio programma stasera. Tu sei di casa, tu quando vuoi è casa tua. Veramente mi avete fatto una grandissima sorpresa ad essere qui con me stasera. Niente, io vi rimando alla prossima puntata, martedì prossimo
con nuovi ospiti, con una nuova puntata, con delle nuove canzoni, con delle nuove emozioni. Vi do un bacione a tutti, vi ringrazio, vi amo, alla prossima! E stanotte per triste che non può passare, io ti sento vicino ma tu non sei qua. Oramai i pensieri si fissano come un'abitudine. Un messaggio per dirmi è finito oramai, tra di noi non c'è più sintonia, ne capire. Ho provato ma ormai questo cuore si trova in un bivio. Si può pure parlare, si può, tutto si può aggiustare. Mentre tu pensi che sono le più scure, tu pensi se vedere che la luna che nuvola ma sotto sotto in cuore è più scuro sul cielo sta luna che sta. Mentre tu pensi pure creature così cerco il suo papà e viene bugie sapore città, ma presto ritorna ma non è così che tu pensi. Quando provo a chiamarti che fredda che sei, le parole stendate quando vuoi parlare la tua voce la sento distante da me, cerco solo un perché ma non trovo dov'è. Sopra su di un cuore e che scuro su cielo sta luna così. Mentre tu pensi pure creature così cerco il suo papà e viene bugie sapore città, ma presto ritorna ma non è così che va bene ad essere di più scuro con mille pensieri non sai come fa. Lo so forse ti ho trascurata ma adesso ho capito il merone dov'è che tu pensi, linda tutte promesse, cerco di le vase carezze, oramai siamo quasi due sani e te, che non poche passione sta morendo a me che ti amo. Siamo come i binari di un treno che cambiano insieme vero, non si incontrano mai. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica,
Produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.